Io mi aspetto un campionato all'altezza delle aspettative, speriamo di migliorare la posizione, il gran campionato che abbiamo fatto l'anno scorso. Tanti amici se ne sono andati, vedi Maisano, Secondelli, Sandulli, Identici, Beppe, però ho visto tanta gente motivata, tanti ottimi giocatori, il mister è molto preparato, possiamo fare solo che bene. Cosa ti aspetti tra le favorite di questo campionato? Chi vedi? Vado, Imperia, la Fezzanese che comunque ha confermato il gruppo che aveva l'anno scorso e anche Rapallo perché comunque Matteo Rossi, Mosto, Nappello sono giocatori secondo me di altre categorie proprio. E invece per quanto riguarda i nuovi arrivati, voi siete tra quelle che comunque fanno paura agli altri perché vi hanno collocati tutti tra le prime 5 di questo campionato. Sì, sicuramente abbiamo un grande organico, cercheremo di dare battaglia domenica dopo ogni domenica e niente, speriamo di vincere. Tu come capitano ogni anno parti che non sai se sei titolare, ma finisci che ne giochi 30 su 30. Lo diceva anche Beppe che ogni volta invece, ma io mi gioco il posto come tutti si giocano il posto, io spero di giocare più partite possibili, però mi giocherò il posto con tutti gli altri miei compagni, chi merita gioca, è sempre stato quello il mio credo. Di te ho sempre sentito dire che sei una persona tenace, cioè che non molli mai, quindi o dentro o fuori, tu quando entri puoi dare il massimo. Certo, certo, capita a tutti di stare in panchina, non è un disonore, anzi, certo sono arrabbiato perché io vorrei giocare anche la Coppa del Nonno, però cerco di dare anche il massimo anche fuori dalla panchina, aiutare, fare il possibile anche se qualche volta sono stato fuori.